periodo del lockdown, che ha tolto praticamente la socializzazione, ha tolto la convivialità, il momento di trovarsi per un brindisi, ho pensato ad un oggetto che replicasse, che facesse per noi questo brindisi, quindi un orologio che allo scoccare delle ore facesse suonare, anziché il classico gong che dà anche parecchio fastidio a livello, diciamo, musicale, un calice di vino. È stata fatta un'attenta selezione di calici, sono stato, mi ricordo, quasi una giornata presso un distributore qua della zona a selezionare il suono dei vari calici, perché non conta quanto costano, non conta, conta come sono fatti, con che materiale, ed ho scoperto che i bicchieri anche poco costosi emettevano un suono particolarmente gradevole, quindi è stata una scoperta anche per me. Nell'interno di questo orologio c'è un classico meccanismo a pendolo meccanico che ha la particolarità di avere il martelletto che appunto va a battere sul calice. Viene ovviamente tarato sia la forza che messo a punto il materiale che va a battere sul bicchiere, perché non deve essere troppo wattato, non deve essere troppo metallico, quindi è stata fatta una bella selezione di materiali e di durezza delle molle di questo martelletto. E ripeto, il meccanismo è un classico meccanismo di un orologio a pendolo modificato per fare in modo che vada a battere sul bicchiere. A parte il lavoro iniziale di perfezionamento meccanico dell'oggetto, è stato depositato un marchio ed è stato comunque anche brevettato il sistema la particolarità di questo orologio. Per renderlo ancora diciamo, più particolare, unico e legato al territorio, almeno nella fase iniziale, ho pensato da subito di legarmi a degli artisti innanzitutto della mia zona. L'orologio si presenta infatti con un bel pannello frontale che quasi a simulare la tela di un pittore, quindi deve essere e può essere interpretato a piacimento con varie tecniche. Quindi l'inizio di questo progetto è stato affidato ad un noto artista della zona che è Aldo Rebuli e che ha fatto una stilizzazione abbastanza visionaria delle nostre colline UNESCO. È un orologio che nella sua semplicità è molto bello e infatti è esposto qua presso il wine shop al Canevon sotto una gigantografia dei vigneti di questa azienda e l'impatto visivo che ha l'orologio in questi vigneti è notevole. Si capisce subito che stiamo parlando delle colline dell'UNESCO. E un altro artista che ho voluto da subito contattare è stato Pietro Colmellere, un giovanissimo intagliatore molto talentuoso che ha interpretato a modo suo la vendemmia e gli orologi fatti da Pietro Colmellere sono tutti intagliati a mano, quindi sono praticamente opere uniche. Un'altra, diciamo, declinazione artistica di questo orologio, ed è secondo me un risultato straordinario, l'ho avuto con un'azienda di Mirandola, quindi fuori di qua, ma specializzata nell'intarsio in marmo. È stata una provocazione la mia perché sapendo le loro qualità, avendo collaborato io nel campo degli occhiali 4 anni fa, adesso stiamo, diciamo, lavorando anche per una versione a mosaico e lì ho già diciamo, dato il tema all'azienda che è qua vicino a noi, perché Spilimbergo è la patria italiana del mosaico, c'è una scuola quotatissima. Quindi il tema sarà sempre del bere legato a Bacco, quindi penso arriverà un altro capolavoro a mosaico che richiamerà un po' i mosaici greci e romani del tempo di Bacco, insomma. Quindi
È un work in progress. Tutti gli artisti che vorranno partecipare, dedicare del tempo a questo progetto saranno i ben accetti, perché l'orologio Go To Clock voglio che diventi un oggetto anche da collezione, e comunque legato alla particolarità sua di come funziona, ma legato al mondo artistico, sempre come il tema del buon bere. Ma in effetti il campo d'azione, se possiamo così chiamarlo, di questo orologio è estremamente vasto. Io ovviamente, avendo tanti amici anche qua nel territorio, ho pensato alle cantine. Ormai ogni cantina è dotata di una sala degustazione dove i clienti vengono accolti con tutte le dovute attenzioni, degustando prodotti tipici, i vini, eccetera. Quindi è un orologio che in questo contesto sta benissimo, come potrebbe star benissimo in un ristorante, in un wine shop, in un'enoteca, e perché no, a casa di chiunque abbia piacere ad averlo, che ne so, immagino la taverna, immagino una cantina dove ci si trova con gli amici a festeggiare, a brindare, eccetera. Ormai, soprattutto nella nostra zona, tante abitazioni hanno una parte dedicata al mangiar bene e al bere meglio, quindi taverna, caneva come la chiamano qua, eccetera. Quindi è un orologio che si presta a molteplici applicazioni, se così vogliamo. Abbiamo avuto qua richiesta anche di collezionisti di orologi che, non avendo mai avuto e visto nulla del genere, hanno deciso di portarselo a casa.